Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere un video in cui un piccolo Carsten di 14 anni, anche lui come nel video di ieri di Kasparov di 14 anni, vinse contro un gran maestro del suo stesso paese, un certo Ernest, spero che si pronunci così, tra l'altro il cognome. Carsten con bianco che apre con E4, C6, difesa caro, Ken D4, D5. Adesso ci sono essenzialmente varie possibilità per il bianco di catturare, di spingere o di compiere una mossa di cavallo come cavallo D2, cavallo C3. Ops, ho sbagliato. Qui Carlsen gioca a cavallo C3, a questo punto cattura, cattura. Adesso la mossa più naturale che ci sia per il nero è quella di sviluppare semplicemente questo alfiere e allo stesso tempo metterlo su una casa dove minaccia un pezzo. In apertura le mosse più forti sono quelle che, oltre ad essere una mossa di sviluppo, cioè che portano fuori un vostro pezzo, allo stesso tempo creano una minaccia. È veramente, diciamo così, fastidiosa questa mossa che costringe subito il bianco a prendere una soluzione. Dove ti piacerebbe mettere questo cavallo? Ritorneresti indietro? Andresti nei due? Andresti qui? Ovviamente la mossa più saggia è quella di fare G3, rispondendo allo stesso modo. Sì, ho fatto una mossa di ritirata, ma allo stesso tempo sto attaccandoti sull'alfiere in F5. L'alfiere si deve ritirare e va in G6, dove da G6 copre una discreta diagonale. Ora c'è la possibilità di giocare cavallo F3, molto carina questa mossa, oppure ti faccio vedere un'altra possibilità, che è quella che poi viene giocata in partita, che è subito H4. Qual è l'idea di H4? Che se ora il nero si perde a fare una mossa, chiamiamo così, inutile, c'è H5. E su H5 essenzialmente c'è il nero che perde un pezzo. Oddio, perde un pezzo, momentaneamente, perché avrebbe F5, catturiamo questo cavallo, riesci a capire come il nero può riprendersi quel cavallo? Da 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 da, donna 5 con attacco doppio su cavallo e re, qui per esempio alfiere di 2 e adesso il nero si riprende il pezzo. Quindi diciamo che questo attacco su H4 sì è un attacco fastidioso, ti riesci in qualche modo a prendere l'alfiere e quindi diciamo che comunque il nero cerca lo stesso di evitare la spinta H5 da parte del bianco, perciò gioca H6, così in seguito di una possibile spinta l'alfiere ha una casa di fuga dove potersi ritirare. Cavallo F3, fino a qui tutto ok, cavallo D7, H5, guardate quanto è aggressivo Carlsen, tra l'altro più si è piccoli e più si è, almeno solitamente, caratterialmente più propensi ad azzardare, a spinte, quindi immaginiamoci un Carlsen a 14 anni quanto potesse essere aggressivo. Alfiere di 3, una mossa sensata dove essenzialmente obbliga il nero a cambiare gli alfieri. Qual è l'idea di questa mossa? L'idea è che tu ora hai fatto 200.000 mosse d'alfiere, sei andato qua, poi sei andato qua, poi sei andato qua. Hai perso praticamente 3 mosse per questo alfiere. Adesso io in una mossa addirittura te lo faccio cambiare. Quindi è come se tu avessi perso totalmente 3 tempi in tutta la partita, mentre io intanto ho sviluppato cavallo, cavallo, ho addirittura spostato la donna per un eventuale arrocco lungo. Quindi l'idea è geniale. E6 da parte del nero. Adesso l'unico pezzo che tocca a Carlsen da sviluppare è l'alfiere camposcuro. Dov'è che lo metteresti? Ti piacerebbe metterlo qui? Ti piacerebbe metterlo qui? 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 Ovviamente non può andare. Dove lo piazzeresti questo alfiere? Chiaramente la più naturale sembra essere alfiere F4, dove non solo controlla ulteriormente il centro, ma impedisce all'alfiere scuro di andare in D6, alla donna di andare in C7 e alla torre di andare in B8. Quindi questa è un'ottima casa per l'alfiere. Cavallo in G va in F6 e adesso arrocco lungo. Wow, guardate che attacco potentissimo c'è sulla colonna D. Adesso il nero dovrà cercare, secondo me, prima o poi di metterci un bel cavalluccio qui per cercare di stoppare questa colonna D,
però teniamo sempre conto che c'è anche la risorsa di spostare questo cavallo, quindi la partita è tutta da giocare. Alfiere E7 preparando l'arrocco corto e ora cavallo in E4. Ok, il cavallo e l'alfiere ora controllano questa casa molto importante. Donna in A5, riesci a vedere qual è il problema di donna A5? È che sta creando una doppia minaccia. Una è su questo pedone e una è su questo pedone perché sta attaccando insieme al cavallo. Questo è a tutti gli effetti un attacco doppio su Carlsen. Carlsen preferisce andare a coprire questo pedone e mettere il re in una posizione migliore e il nero, anziché catturare, decide di giocare al rocco. Perché? Essenzialmente io penso per una ragione, nel senso che nel momento in cui tu vai a catturare di cavallo, vai a aprire la colonna H, quindi siccome il nero vuole arroccare corto, diciamo vai a fare un po', sì, guadagni un pedone, ma vai a aiutare il tuo avversario. Vediamo come poteva continuare la partita in questo caso. Ora c'è sotto l'alfiere che deve andare in D2, si minaccia la donna deve cercare di rimanere sulla quinta traversa per difendere il proprio cavallo, e non ci sono molto case, qui non può andare, qui non può andare, qui può andare, la migliore è la casa F5. Ora per esempio, guarda qui, cavallo D6, sacrificio di cavallo, alfiere per, cambiamo le donne, ora il cavallo non è più difeso e il bianco si sarebbe trovato in questa situazione che onestamente non è affatto male. Ma vediamo invece la partita normale come è andata. A rocco corto abbiamo detto, quindi il nero se ne infischia di quel pedone sulla colonna H. Segue adesso il cambio sul cavallo F6 e adesso bellissimo avamposto per questo cavallo di Carlsen. La torre in A va in D8 cercando di contrastare sempre il controllo sulle case centrali e adesso qui Carlsen gioca donna E2. C'era una mossa più forte di donna E2, riesci a trovarla? Ti do 10 secondi per pensarci. E la mossa corretta, più forte, più aggressiva, era donna G3. L'idea semplice dietro donna G3 è quella di andare a catturare quell'alfiere in H6. Questo pedone è inchiodato, non può catturare, quindi si andrebbe a catturare un pedone dell'arrocco e allo stesso tempo poi a minacciare matto, perché una volta che l'alfiere è in H6 si minaccia poi il matto su G7. Questa sarebbe stata molto fastidiosa, il nero per evitare questa mossa sarebbe stato costretto a giocare questa. Adesso torre di 3 con l'idea di portare anche la torre in attacco e la partita poteva continuare in tanti modi. Comunque, donna E2 è stata invece la mossa scelta dal piccolo Carlsen di 14 anni. C5, una concessione, una provocazione questa mossa, la considererei, che permette a tutti gli effetti un sacrificio da parte di Carlsen. Qual è questo sacrificio? Ci vuole fegato giocarlo, ma lo si vede, se guardi un pochettino lo si vede, è cavallo G6. Cavallo G6, attacco doppio su alfiere torre. Oddio, qui il nero potrebbe anche far finta di nulla e giocare questo, ma il nero decide di catturare. Sulla cattura cosa succede? Ovviamente c'è donna cattura, scacco e alla prossima ti catturo anche all'alfiere, no? Quindi guadagni un pedone e in più ti ho distrutto la struttura pedonale dell'arrocco. Ma andiamo a vedere come è continuata la partita. Donna in E6 scacco, il re si sposta, ora verrebbe spontaneo catturare e invece se hai sotto due palle quadrate, cosa che onestamente non farei mai in una partita di torneo, H per G6, wow! Il bianco è sotto di materiale perché non ha più recuperato il suo pezzo leggero, ma ha aperto le linee. Ha aperto eventuali sacrifici di torre con eventuali altra torre che va a dare un aiuto. C'è questo pedone in sesta traversa che a seguito di sacrifici in H6 può essere spinto ancora di più. Quindi tutti questi elementi fanno valutare la posizione a Carlsen positiva per il bianco. Adesso ci sono varie possibilità per il nero, le vediamo più o meno tutte, cioè
pedone che cattura qui, che se ne frega di tutto. A questo punto la partita può continuare con sacrificio del alfiere, G per H6, donna per E7, con posizione comunque abbastanza buona per il nero. Vediamo invece cosa succede se per esempio spostava la torre o questa o l'altra. Facciamo l'altra che forse è meglio. L'altra torre qui per proteggere il proprio alfiere. Ancora una volta sacrificio, cattura, alfiere, ora si minaccia anche la torre e poi prossimamente si spingerà questo pedone e la partita è veramente incredibile. Per esempio adesso può continuare con alfiere di 8 e qui c'è poco da fare. Dunque all'alba di tutto ciò, aspetta che torniamo indietro, su questa mossa il nero decide di giocare cavallo G8. L'idea di cavallo G8 è quella di cercare di controllare i sacrifici su H6 e di proteggere anche allo stesso tempo il proprio alfiere, quindi non è una mossa male, ma stai giocando contro il futuro campione del mondo, quindi c'è poco da fare, il sacrificio te lo fa comunque. Ora si può catturare sia di pedone che di cavallo. In partita c'è la cattura di pedone, vediamo cosa succede con la cattura di cavallo che sembra quella più normale. Sulla cattura di cavallo c'è sacrificio di torre, G per H6, donna E7, ancora una volta si minaccia la spinta di questo pedone, che incredibile. Se per esempio adesso, non so, la torre va qui, qual è la soluzione definitiva? Questa, scaccomato. Quindi vedi come donna e pedoni in settima collaborano per creare veramente grandi attacchi. Detto ciò, su questo sacrificio il nero, che è un grande maestro, ti ricordo, non cattura di cavallo, ma decide di catturare di pedone. Comunque sacrificio su H6, cavallo per H6, donna per E7, le idee sono sempre le solite, sia quello di matto che quello di spingere. Cavallo F7 per creare interferenza fra la propria donna e il proprio pedone, G per F7, e qui la situazione è semi-tragica, Re in G7 togliendosi dagli scacchi di torre, ma adesso che cosa c'è? Torre di 3. Diciamo che c'era la più fulminea questa, donna scacco, re torre di 3 e il re era al centro e poi era praticamente al gioco della torre della donna. Carlsen decide di giocare subito invece questa torre di 3 avendo ancora il pedone, la posizione più rischiosa chiaramente a favore del bianco. Qui il nero giocò torre di 6. Torre di 6 praticamente sta offrendo in regalo, sembra una torre, ma perché non si può catturare? Perché se la catturiamo, guarda un po' cosa succede. Donna e 1 matto. La donna nostra ora sta controllando questa casa, quindi la nostra donna per ora, a meno che non continuiamo ad andare a scacco, deve rimanere lì. Questo è stato veramente un trucchettino. E ora tocca al bianco che gioca torre G3. Allo stesso tempo questa torre è andata in sesta in modo tale da potersi proteggere dagli scacchi. Infatti torre G6, donna in E5 scacco, dando la possibilità al re di fuggire. Il re può fuggire o in H7 o catturando su F7. Ad ogni modo la partita finirebbe allo stesso modo. E guarda che bella questa, guarda che bella. Ora sembra un po' difficile da trovare la soluzione, perché se giochiamo torre F3 il re riesce ad avere buone chance di pareggio. Donna F5, questa è un'ottima mossa che costringe il nero a piazzare la torre su F6, poiché semplicemente se il re si sposta questa torre rimane sotto attacco, idem, anzi peggio se si sposta di qui addirittura si può catturare con scacco, e idem ancora se si sposta in G8. Dunque l'unica possibilità è di difendersi con la torre. Sembra buona perché il re è in mezzo alle torri gemelle, ma ora c'è il semplice bellissimo scacco matto di donna in D7. Bam! E il re non può andare qui perché c'è la donna e non può andare qui perché c'è la torre. Ai lati chiaramente ci sono i propri pezzi. Bellissima partita.
Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo presto, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!